Una nuova tegola per azionisti, risparmiatori ed imprese coinvolte nella vicenda Banche Venete. La brutta notizia è arrivata dal Tribunale di Venezia con una sentenza che riguarda chi per ottenere un mutuo o un fido ha dovuto acquistare anche delle azioni di Veneto Banca o Popolare Vicenza. Per il giudice, le cosiddette operazioni baciate erano perfettamente legali e quindi ora le banche possono chiedere il rientro dei fidi o dei mutui che erano garantiti dalle azioni che adesso non valgono più nulla. Ed è terribile perché se il giudice, come ha fatto, passa l'esecuzione delle revocatorie, significa che questi soggetti che hanno avuto un finanziamento di 100 ma l'hanno nominalmente portato a 150, per cui 50 hanno comprato azioni, oggi si ritrovano a pagare 150 perché è venuto meno la garanzia, e se è garantita la casa, per esempio, hanno anche purtroppo la nefanda possibilità che venga pignorata la casa per fare cassa in azione revocatoria. Di sicuro chi ha sottoscritto il mutuo per comprare azioni continuerà a pagarlo a prezzo pieno, mentre molte aziende da settembre saranno inevitabilmente in crisi di liquidità. Sicuramente, perché le operazioni baciate venivano fatte sia per i privati che per i piccoli imprenditori che si vedevano concedere finanziamenti per elasticità di cassa, i fidi di conto corrente o anticipazione di fatture, venendo meno l'oggetto primario che era la garanzia basata sulle azioni, gli hanno revocato anche quelli e quindi questo produce un naturale insabbiamento del credito che non gli permette di andare avanti con l'operatività. Assurdo. Segnali veramente foschi per la ripresa autunnale, già gravata da crisi e stagnazione. La speranza è che Atlante riveda le operazioni di rientro e, come ha chiesto Don Torta nella lettera aperta ai nuovi presidenti di Veneto Banca e di Popolare Vicenza, abbiano misericordia per i piccoli risparmiatori sul lastrico, mettendo a disposizione quei fondi che, secondo il sacerdote, le banche hanno da sempre nascosto tra le pieghe dei bilanci. Come dire, fondi neri.